Gerardo Greco dalla Calabria. Quest'anno diciamo che in Calabria è stata un'annata caratterizzata da una forte resilienza e carattere per quanto riguarda la produzione. Come sappiamo è stata condizionata dalle condizioni meteorologiche che abbiamo visto su tutto il bacino del Mediterraneo. Nonostante questo, la Calabria, come mi piace definire, ha attuato un'agricoltura e una lavorazione di precisione, atta comunque a dare degli oli di qualità e come espressione sensoriale elevata. La cosa importante da sottolineare per quanto riguarda la Calabria è quella che comunque sapete è divisa dall'Appennino, quindi abbiamo al nord il Pollino, la Sila, scendendo le Serre Vibonesi e poi andiamo sull'Aspromonte e questo la divide praticamente tra i due versanti, quello ionio e quello tirrenico e ovviamente le caratteristiche organolettiche variano, partono dalla tondina del nord, ad esempio sulla parte alta della Calabria, con le caratteristiche note di noce, ci possiamo spostare poi sulla parte ionica dove troviamo tra l'altro la dolce di Rossano in maniera prevalente, se scendiamo ancora più giù troviamo la Carolea che è un pochino la cultivar che caratterizza un po' tutta la regione Calabria. Ancora abbiamo la pennulara sulla parte crotonese o l'ottobratica per quanto riguarda poi andando sempre verso più giù per quanto riguarda la parte terminale della regione e questo fa sì che ci permette di avere una biodiversità poi sì, di sapori e di espressioni sensoriali.